Benvenuti a Dietro le Quinte, benvenuti alle conversazioni informali con i personaggi dello spettacolo. Ospiti di oggi Viola Graziosi, con la quale parleremo del teatro, una nuova frontiera del teatro online, ma parleremo anche di magia con Andrea Rizzolini per finire col cinema con Fabrizio Rongione. Iniziamo subito con Viola Graziosi, impegnata con Ophelia Suite, ma anche il racconto dell'ancella. Ascoltiamo un po'. Allora, ciao, benvenuta. Ciao, ben trovati. Bentrovati finalmente, anche se virtualmente. Raccontaci un po' di quest'ultima esperienza Ophelia Suite, ma parleremo anche del racconto dell'ancella. È successo al teatro Noima, uno spettacolo in streaming. Com'è andata? Beh, è stata un'emozione grandissima perché devo dire che la diretta streaming, e ci tengo a dirlo che sia in diretta, che offre appunto la dottoressa Livia Pomodoro, che è la direttrice del Teatro Noima di Milano, è un'esperienza davvero unica perché ci fa stare insieme nel tempo, se non nello spazio. E quindi da me, dall'interno come attrice, è veramente, deve essere, come dire, la migliore, perché quando andiamo sul palco dal vivo c'è sempre il fatto di dire vabbè, tanto domani lo rifaccio, per cui se mai non viene perfettamente posso sempre recuperare. E comunque sentiamo la sala, per cui sentiamo se il pubblico è con noi, quanto è dentro, possiamo un pochino regolare, siamo anzi molto sensibili a portare, a far entrare, diciamo, gli spettatori dentro allo spettacolo e a tenerli belli caldi. Quando siamo in streaming, intanto è una e basta, nel senso che poi non solo è una ed è quella, ma rimane. E quindi se viene male, come dire, rimarrà nella storia, per cui è come se diventasse un'importantissima, non so come dire. E il Certo, pubblico... una prima, certo, il Esatto, pubblico si sente, diciamo, in maniera diversa, però non il profumo di palcoscenico, ma la presenza dei telespettatori in rete. assolutamente. Abbiamo subito due commenti, due saluti da parte di Giovanni che dice: ciao Viola, sei la figlia di Paolo Graziosi, so che hai lavorato con Carlo Cecchi, hai fatto Ofelia in Amleto, che ricordi hai di Carlo Cecchi? E poi tanti saluti da Telecountry News, ciao Teresa, un caro saluto a te e ai tuoi carissimi ospiti da tutto lo staff. Grazie mille. Allora, Viola, che ricordo hai di Carlo Cecchi? Beh, Carlo Cecchi è il mio maestro assoluto, del teatro, ma insomma anche del teatro inteso come ricerca di vita, di conoscenza, proprio ricerca artistica, per cui io gli sarò sempre grata e mi fa piacere parlare di Ofelia perché questo Ophelia Suite è proprio una suite, se vogliamo dirlo alla francese, al di là del termine musicale, che anche fa parte dello spettacolo, cioè un seguito, perché Ofelia è il primo personaggio che io ho interpretato in teatro all'età di 17 anni, quando Carlo Cecchi mi ha buttata in scena offrendomi questo, dandomi questo regalo, facendomi questo regalo magnifico, perché non c'è nulla di meglio se non di iniziare, come dire, sul campo con un grande maestro, un'esperienza poi durata 3 anni, quindi attraverso la quale ho avuto anche il tempo di crescere, di comprendere, di entrare poi nella difficoltà, nel senso che era più facile a 17 anni che a 20. Poi pian pianino sono entrata E in poi anche un'altra curiosità, ti chiedono, tu hai fatto anche l'allieva 2, che ricordi hai di questa fiction? Beh, adesso passiamo a tutt'altro, ma anche quella è stata una bellissima esperienza, con un protagonista che è Lino Guanciale, che insieme, insomma, coprotagonista, che è una persona, è un caro amico, per cui mi ha fatto molto piacere ritrovarlo lì, insieme chiaramente alla Mastronardi, anche lei bravissima attrice e collega che stimo. Quindi è stata una bella esperienza. Certo. E Dalla parliamo pittura al teatro sono mondi molto diversi, sì, però... assolutamente. Parliamo anche di questo racconto dell'ancella. Tra l'altro mi dicevi prima nel fuori onda, è andato in onda sempre in diretta per quanto riguarda il Noima a marzo, quindi in pieno lockdown, da casa tua. Come hai strutturato questo spettacolo? Beh, su quello, guarda, sempre appunto devo ringraziare la direttrice Livia Pomodoro che ha detto fatelo lo stesso, noi dovevamo andare a farlo da lei, chiaramente a Milano, invece è arrivata quella chiusura dove proprio non si poteva uscire di casa, lei ci ha messo a disposizione una persona super tamponata, quindi naturalmente tutti negativi, quindi in buone condizioni, con una macchina da presa e abbiamo dovuto fare una scelta radicale, non avendo un teatro e delle luci a disposizione, come Ophelia di cui avete visto delle immagini, ovvero un primissimo piano tagliato così, perché da casa non potevamo fare movimenti, non era possibile, non avevamo lo spazio e quindi ecco questo primissimo piano che vedete
per 1 ora e 20 reggere il pubblico e, come dire, far accadere qualcosa che possa mantenere desta l'attenzione degli spettatori, anche questa stato veramente un brivido assoluto, con una macchina da presa qui dove anche i pensieri, i respiri erano visti, e soprattutto veramente una grandissima emozione. Quello che mi ha insegnato questa esperienza in entrambe le occasioni è proprio arrivare all'origine della necessità del gesto teatrale, che è comunicare. E allora, se quella è l'origine, il motore principale che ci fa andare in scena, si può comunicare attraverso tutti i mezzi, mettendosi a servizio del mezzo. Quindi, per esempio, il racconto dell'ancella è un racconto dove parla il corpo di questa donna abusata, è tratto anche dalla serie TV di Handmaid's Tale, che tutti conoscono, insomma. E qui mancava il corpo, perché il mio corpo, c'è proprio la scena dove lei viene, diciamo, la scena della cerimonia, dove lei viene abusata, se vogliamo dire violentata, proprio descritta nei minimi dettagli e vissuta dal corpo. Infatti in scena, quando faccio lo spettacolo, le persone mi parlano solo del mio corpo, in questo caso il corpo non si vedeva, ma non si vedeva perché non sarebbe stato naturale davanti a una macchina da presa, mentre il mio volto e i miei occhi potevano far arrivare, è come se quando uno dice te l'ho letto in faccia, ecco, tutte quelle parole del racconto sono passate attraverso il mio volto. Assolutamente. Sono Ancora un state altro veramente intervento. esperienze grandissime. Devo dire, l'ultima cosa che volevo dire su Ophelia, ci tengo a dirlo, è che poi ha avuto anche il premio, insomma, mi è arrivato anche il premio come miglior attrice europea nel 2020, per cui questa è una cosa di cui io vado orgogliosa e volevo condividerla con voi. Assolutamente un bel traguardo. Un altro intervento da parte di Antonio Nicoli, che ti chiede: com'è stato recitare nel biopic su Leopardi? Beh, allora, nel biopic su Leopardi io ho recitato con l'anima e con la voce, nel senso che nel Giovane Favoloso io sono la voce di Anna Muglalis nella pellicola in originale, e quindi è stato veramente un lavoro di squadra, mi viene da dire, nel senso che Anna Muglalis è un'attrice che io stimo tantissimo e che peraltro ha qualcosa in comune con me, che è la Francia. Io sono mezza francese, sono diplomata al Conservatoire di Parigi, quindi diciamo, lei anche, abbiamo fatto la stessa scuola, che è questa scuola molto importante, insomma la più importante che c'è in Francia, e Mario Martoni ha girato questo film e poi aveva bisogno di doppiare lei, perché chiaramente comunque lei è francese, per cui aveva un italiano che non poteva andare bene per Fanny. Ha cercato questa voce per mesi e mesi e non è riuscito a trovarla, perché mancava qualcosa, perché non poteva essere un doppiaggio, diciamo, in qualche modo di una doppiatrice, nel senso che quello era un film in originale, ecco, per cui ci voleva proprio qualcuno che entrasse dentro il personaggio quasi come, cioè, proprio interpretandolo totalmente come se fosse lì sul set, ecco. Per cui questo è il lavoro che noi abbiamo fatto, chiaramente in uno studio di doppiaggio, però entrando dentro al personaggio totalmente. E quindi anche Mario dice che il personaggio ha 2 attrici, ha Anna Muglalis allo schermo e me alla voce. Poi devo dire che dare voce quando una grande attrice come lei ha già dato il corpo è una grande occasione, perché è un lavoro veramente comune. Non è che io potevo andare in un'altra direzione, pur avendo poi una libertà e avendo trovato una mia libertà espressiva e interpretativa, però ecco, proprio un lavoro fatto insieme. Assolutamente. Ancora un altro intervento e ti chiedono: so che hai lavorato con Gabriele Lavia nei Pilastri della società. Che cosa ti ricordi? Anche Gabriele Lavia è un grande maestro, è stata anche quella una splendida esperienza. Quello che più mi ha colpito di quell'esperienza è che oggi accade purtroppo sempre meno, è una grandissima compagnia, eravamo in tanti, per cui eravamo, cioè una foto di Tommaso Lepera che non dimenticherò mai e che conservo con amore, è proprio questa prima tavolino dove eravamo sul palco del Teatro Argentina e non so, 15 giovani attori appena diplomati, grandi attori, Gabriele Lavia stesso. Ecco, anche lui, come Carlo Cecchi, è regista e attore, e diciamo che è spesso al centro dei suoi spettacoli, e quindi, come dire, conosce gli attori e mi ha fatto crescere tanto. Il personaggio di Marta Bernick, che è appunto la coprotagonista dei Pilastri della società, sorella di Gabriele Lavia, è un personaggio quasi cecoviano, per cui insomma molto forte, e mi ha colpito perché Gabriele Lavia ha dato una definizione di me che poi ho riconosciuto. Sai, a volte i grandi maestri riescono a darti uno sguardo che tu lì per lì di qualcosa che ti riguarda, di cui non sei consapevole, e che poi nel tempo dici, ah vedi, aveva ragione, mi ha detto tu hai il pedale del dolore, e questa cosa
Mi sto accorgendo che sì, adesso vorrei trovare il pedale della risata. Eh beh, assolutamente, specialmente in questo periodo. Continuano le domande da parte dei nostri ascoltatori e Maria Teresa Sisto ti chiede: quali sono stati le parti più difficili da interpretare? Che dire, sono tutte difficili, nel senso che ogni ruolo, in questo forse sono fortunata che mi è arrivato, è stata una piccola tappa della vita, no, ogni volta dici: "Ma non posso farlo un ruolo così", però dall'altra parte ho imparato che se ti arriva quel ruolo sei pronto. Un ruolo difficile degli ultimi anni è per esempio Elena di Troia, nelle Troiane a Siracusa, al Teatro Greco di Siracusa, perché Elena è la donna più bella del mondo, perché ha scatenato anni di guerra. È il personaggio a cui che tutti odiano, perché quando entra in scena nella tragedia di Euripide, che è scritta veramente in modo perfetto, ha contro tutti, lei ha contro i greci, ha contro i troiani e hanno appena ammazzato la vittima innocente che è Astianate il bambino per sacrificarlo in nome della guerra, perché la guerra non ritorni, e lì entra, diciamo, la causa della guerra. Ecco, fare Elena, una persona, cioè, la prima mia reazione è stata wow, che bello, magnifico, poi dopo dici oddio, come faccio a fare la donna più bella del mondo con questo carico? E invece ecco, è stata una grandissima esperienza, grazie alla regista Muriel Mayet e a tutti i miei compagni, Maddalena Crippa nel ruolo di Ecuba e tantissimi altri eccezionali attori, ed è stata veramente, ecco, una conquista, perché mi hanno fatto poi anche un processo, c'è stato anche il processo, e forse quello è stata veramente il processo al personaggio, l'Agon che ogni anno il Teatro di Siracusa fa a uno dei personaggi delle tragedie della stagione, ed era il processo a Elena, quindi in quel caso c'erano 6.000 spettatori che facevano parte della giuria popolare e 3 giudici, e io dovevo da sola in qualche modo cercare, no da sola, non da sola, ma insomma non all'interno dello spettacolo, con un grandissimo avvocato che ha difeso molto bene Elena, e anch'io dovevo difendere il mio personaggio, e quello è stato un brivido incredibile, e devo dire una grande vittoria, è qualcosa che mi ha permesso anche di assolvere me stessa, forse in quello che ognuno di noi poi si può raccontare sulle tappe della vita e lo sviluppo di se stessi attraverso questo meraviglioso lavoro. Poi ancora un'altra domanda da parte di Martina Grisoglia che ti chiede qual è il ruolo che le piacerebbe fare. Allora, un ruolo è un ruolo che sta arrivando e che interpreterò quest'estate, se tutto va bene, di cui non posso ancora dire tutto, ma è Fedra, che è un personaggio Bellissimo, bellissimo, la passione bellissimo. assoluta. Io sono molto emozionale, e anche lì appunto si cresce con i personaggi, per cui i personaggi del mito ne ho attraversati tanti, adesso arrivano personaggi passate un po', come dire, le giovani, anche se ancora le faccio, Antigone piuttosto che Elettra. Sono in quella fase della vita dove è bello, perché torno a fare come 2 anni fa anche Polissena, che è fa parte delle giovani, delle figlie delle vittime, a persone invece come Fedra, e in questo caso una Fedra giovane comunque, proprio perché è nel pieno della sua, insomma, come dire, dell'età ancora in grado di amare, desiderare, volere, perché spesso Fedra magari viene fatta da attrici più grandi, allora sono un po' già, hanno come passato un tempo, invece ecco, sono felice che mi arrivi in un tempo di come possiamo dire, prima maturità, 40 anni per un'attrice è un bel momento. Certo. Allora che dire, Viola, grazie tante per essere stata con noi questo pomeriggio, e incrociamo le dita, ci diamo appuntamento magari in estate per vederci dal vivo, magari in questo nuovissimo personaggio che stai preparando. Come saluti Grazie. il pubblico di dietro le quinte, che è un pubblico che ovviamente ama lo spettacolo? Vi aspetto a teatro, non vedo l'ora di potervi riabbracciare, e vi ringrazio perché è per voi che io penso e vivo il mio lavoro, per voi, per noi, perché quello che mi preme è che nei grandi personaggi o nei piccoli personaggi, adesso perché abbiamo parlato dei classici, ma comunque c'è sempre qualcosa di noi stessi, di noi esseri umani piccoli, tra virgolette, e allora insieme possiamo indagare, riconoscerci e sentirci parte, per cui grazie. E l'ultima cosa che volevo dire, ma perché è una coincidenza che abbiamo detto prima, vi lascio in buonissime mani delle 2 persone che partecipano alla trasmissione dopo di me, e volevo dire che Fabrizio Rongione ha fatto con me il primo film, che è quello di
che ho girato, che è quello di Francesca Comencini, Le parole di mio padre, ma poi magari chiederete qualcosa a lui. Certo, certo, senza dubbio. Allora, grazie mille Viola e arrivederci a presto. A Ciao. presto. Ciao. E Ciao. noi proseguiamo con Andrea Rizzolini, che ci parlerà di magia. Sentiamo un po' come si definisce e qual è l'ultimo lavoro che anche lui ha prodotto in streaming. Andrea Rizzolini. Ciao. Ciao, ciao Allora, a Il tutti. filo invisibile è uno spettacolo andato in onda online su Zoom. Ma come si fa magia online? Come si fa magia online la domanda è appunto come fare teatro online. E quando ho iniziato a scrivere questo spettacolo appunto a marzo assieme al mio coautore che è Marco Morrone, ci siamo appunto interrogati su questa distanza che sembrava essere apparsa così, tutto a un tratto dal nulla, e abbiamo fatto tutto un lavoro sulla distanza, su come, su da dove venisse questa distanza, su da dove fosse appunto apparsa e su come tentare di farla sparire. E Il filo invisibile è uno spettacolo che si propone di riflettere su questo tema, sul tema della distanza, e in particolare questo qua è appunto il set dello spettacolo, queste storie che vengono raccontate ogni sera, che vengono scelte ogni sera, sono appunto 5 storie ogni sera diverse, che vogliono appunto riflettere su la distanza e su quei fili invisibili che sono capaci di unirci nonostante la distanza. E quindi la magia, se vogliamo, tra virgolette, di questo spettacolo gioca attorno a questa distanza che c'è e che non c'è. Ed è uno spettacolo in cui tutto quello che accade ha senso soltanto a distanza. Questo spettacolo fatto in un teatro non avrebbe lo stesso valore emotivo che ha fatto a distanza, proprio perché quello su cui si vuole riflettere è appunto come unirci nonostante la separazione, ed è un po' quello che spero di riuscire a fare nello spettacolo, ecco. Assolutamente. Parliamo un attimino di com'è nata la tua passione per la magia. Come si decide ad un certo punto della vita: io voglio fare magia? Beh, io ho incominciato quando avevo 9 anni, perché mio nonno, che appunto nel 1994 aveva registrato una videocassetta del primo speciale televisivo che David Copperfield aveva fatto in Italia proprio per il suo primo tour, e io quando da piccolo ho visto questo uomo che volava sul palcoscenico come io facevo nei miei sogni, ho provato una emozione unica, un'emozione rara, che credo che oggi con questa tecnologia, con questa vita che va sempre più veloce, sia sempre più difficile provare. Questa emozione appunto è appunto la meraviglia, e io appunto ho deciso che questa emozione qua era qualcosa a cui volevo dedicare me stesso, e volevo in qualche modo condividere con gli altri questa magia che ero riuscito a trovare, questa meraviglia che ci circonda sempre, e così è nato tutto. Poi adesso faccio qualcosa di diverso, perché in realtà non faccio proprio il mago. Questa parola è una parola che fa molto, come dire, sviare, ecco. Potremmo definire che alcuni mi definiscono come un mentalista, anche se anche questa parola adesso sta un po' perdendo il suo significato originario. A me piace riflettere sulle parole e sul modo in cui le parole sono capaci di creare la realtà, e io utilizzo appunto quello che faccio per in qualche modo riflettere sulle parole e sul modo in cui le parole creano il mondo. E quindi ecco, quello che vedete adesso sullo schermo è uno spettacolo che io ho organizzato e che organizzo ogni anno, uno spettacolo di beneficenza in cui appunto ancora una volta si tende a dimostrare che la magia è un qualcosa che va oltre appunto questo appunto tagliare una donna in due, anche se è quello che state vedendo adesso, o appunto tirare fuori un coniglio da un cappello. È qualcosa che ha di molto più profondo, che ha a che fare con il nostro essere umani, con il nostro rapportarci con la meraviglia e con il mondo. Quindi sì, so che è un po'... C'è un intervento da parte di un nostro ascoltatore che ti saluta e poi dice: tu sei l'allievo di Silvan e hai fatto uno spettacolo 5x5. Com'è stato per te imparare i trucchi del mestiere della magia? In realtà io non sono un allievo di Silvan, quindi non so come sia, sarei onorato, ma
non sono allievo di Silvan, no, conosco Silvan, ma facciamo due cose molto diverse e il mio percorso è diverso. Forse uno spettacolo 5x5, io non so bene a che cosa si riferisca, credo che sia il 5x15, che è in realtà un format di conferenze di cui potete trovare il mio intervento su internet, e lì appunto parlavo di come cambiare prospettiva usando le parole, come usare le parole appunto per cambiare la realtà in cui viviamo, perché il segreto del mio lavoro consiste semplicemente nel riconoscere che le parole sono la materia prima di cui è fatta la realtà, e cambiare le parole con cui le descriviamo implica effettivamente cambiare il mondo che ci circonda. Quindi io ho iniziato magia in realtà in un modo molto sano, perché io inizialmente ho guardato tutto quello che riuscivo a trovare appunto di David Copperfield, poi di altri grandi artisti internazionali, senza domandarmi come, che è un po' la domanda che uccide la magia. Noi andiamo a vedere uno spettacolo di magia e tendenzialmente la prima cosa che ci domandiamo è come ha fatto. E questo accade semplicemente perché molte volte gli spettacoli di magia non sono nient'altro che degli enigmi, delle settimane enigmistiche trasposte su un palcoscenico. Mentre quello che io tento di fare, e credo di riuscire a farlo proprio per il modo in cui ho iniziato, è lavorare proprio su quello che la magia soltanto può dire. L'illusionista è l'esperto di illusioni e noi viviamo in un mondo che è pieno di illusioni, quindi credo che sia in un certo senso mio compito aiutarci a riflettere sulle illusioni che ci circondano. E nel filo invisibile questa illusione che io indago, l'illusione della distanza. Faccio accadere cose che potrebbero accadere soltanto se fossimo in una stessa stanza, eppure accadono anche se questo non è vero. Se siamo in due stanze diverse, in due città diverse, a volte in due nazioni diverse. A proposito di distanza, c'è Martina Grisolia che ti chiede: il tema della distanza lo hai interpretato a causa del periodo che stiamo vivendo o era già in programma? No, no, in realtà è nato proprio a causa di questo periodo che stiamo vivendo. È uno spettacolo che è veramente nato in quarantena, nella prima quarantena, era venuta fuori questa possibilità di sfruttare questo mezzo e di sfruttare questa situazione per riflettere su qualcosa che appunto ormai è entrato a far parte delle nostre vite, e quindi era un'occasione unica, perché spero proprio che non dovremmo più trovarci a fare spettacoli in questo modo, e quindi la distanza è nata da questa situazione che ci siamo trovati a vivere, questa situazione in cui mi sono trovato a fare spettacolo, e mi sembrava normale, anzi necessario, riflettere su questo tema, per comprendere che cosa significa veramente la distanza, e appunto per indagare questa illusione della distanza, che è un po' il tema di tutto lo spettacolo. Siamo distanti, ma in realtà siamo sempre vicini, e forse questa è la domanda: forse quando siamo vicini è possibile che siamo il più distanti possibile, ecco. Ascolta, per fare questo tipo di lavoro e quindi questo tipo di spettacolo, quali sono le 3 qualità fondamentali? Le 3 qualità fondamentali credo che siano la capacità di adattamento, innanzitutto, perché io stesso ho tanto bisogno del contatto umano per fare quello che faccio, e appunto vedere una persona appiattita su uno schermo è qualcosa che rende tutto questo ovviamente più difficile da gestire. Ci vuole tanto pensiero, secondo me, bisogna tanta consapevolezza, ecco, prendere atto della situazione in cui ci troviamo, di che cosa implica questa situazione, tecnicamente anche, ma anche umanamente. E forse se dovessi scegliere una terza qualità dovrei dire appunto capacità di mettersi in gioco, perché questo è un qualcosa che caratterizza l'artista, che è necessario il lavoro dell'artista, e appunto non è facile, non è stato facile per nessuno, però secondo me attraverso appunto la consapevolezza di questa situazione, che possiamo appunto raggiungere attraverso il pensiero, possiamo capire come metterci in gioco e come sfruttare questa situazione a cui siamo stati costretti, e renderla un qualcosa di unico e di irripetibile. Ecco. Assolutamente. C'è invece un tipo di pubblico idoneo per questo spettacolo? Esiste lo spettatore più diffidente o invece lo spettatore che è più portato a, tra virgolette, farsi illudere da questi spettacoli, oppure no? Sì, la magia in realtà
la magia, appunto, usiamo questo termine per capirci meglio, anche se sarebbe meglio parlare di illusionismo, forse. È un'arte che fa subito uno spartiacque. Mio padre, appunto, quando è andato a vedere David Copperfield, quando era venuto qua in Italia, lui era andato lì con l'idea, vado e vedo se capisco come fa. Quindi c'è chi va già lì pensando alla magia come un indovinello, come un enigma. E hanno ragione queste persone a loro modo, perché molte volte la magia ci viene presentata in questo modo, però c'è molto altro, secondo me, o meglio, può e dovrebbe essere molto altro. E quindi questa è quello che io tento di fare, questi sono gli spettatori che io tento di coinvolgere, appunto. Mi piacciono più quelle persone che vengono a vedere quello che faccio con una certa, come dire, una certa apertura non mentale tanto, ma emotiva. Cioè, oltre all'indovinello, oltre all'enigma, c'è qualcosa che va molto oltre di ciò che è un qualcosa di profondamente umano, che è appunto l'esperienza dell'illusione, da cui deriva il mistero da una parte e la meraviglia dall'altra. Quindi sì, ci sono tanti spettatori diversi che si rapportano in modi diversi. Poi per quello che faccio io, che ha molto a che fare con la psicologia, con la comunicazione, ovviamente le persone sono decisive, cioè ci sono persone che sono più aperte appunto a farsi coinvolgere, ci sono persone che invece sono più, come dire, restie e difficili da penetrare, ecco. Assolutamente. C'era ancora un ultimissimo intervento, perché me lo rimandate un attimino, un'altra curiosità. Dice Andrea, hai mai incontrato David Copperfield di persona? Sì, l'ho incontrato in realtà 5 anni fa a Las Vegas quando sono andato a vedere un suo spettacolo e devo dire che dopo tutti questi anni lui è ancora una delle persone che più comprende che cosa sia, che cosa possa essere l'illusionismo e che riesce a fare delle cose che sono veramente, che esistono in quel teatro e da nessun'altra parte al mondo. Quindi sì, l'ho incontrato ed è stata un qualcosa di abbastanza emotivo, perché senza di lui non sarei qui ora a parlare con voi, quindi senza mio nonno in realtà non sarei qui a parlare con voi. Assolutamente. Allora, ti ringraziamo tanto per essere stato con noi qui questo pomeriggio e aver parlato di spettacolo. Come saluti il pubblico di Dietro le Quinte, dando magari loro un appuntamento in un futuro prossimo migliore. Ma spero di vedervi in platea magari una di queste sere e spero di poterci ritrovare tutti a teatro, qualunque sarà questo luogo, in qualunque modo si trasformerà, perché teatro significa appunto luogo da cui si guarda chi, guardiamo noi stessi in quanto umani, e credo che oggi, ora, più di qualunque altro momento abbiamo bisogno di farlo, quindi speriamo di vederci a teatro. Ciao! Assolutamente, ciao e alla prossima. E adesso noi proseguiamo con Fabrizio Rongione che ci parlerà di cinema e si è collegato, vediamo un po', dalla Francia. Ci sei? Ci sono, ciao. Allora, Finalmente. come va la situazione lì da voi per quanto riguarda lo spettacolo? Ma qua è tutto chiuso, i teatri, i cinema, ormai da quasi 3 mesi, direi. Certo, quindi è comunque un periodo di stand-by. Ma tu come stai vivendo questo periodo di stand-by? È un periodo più creativo per l'artista? Sì, diciamo che il primo lockdown l'ho vissuto anche abbastanza male, nel senso che io dovevo fare un paio di film in Italia, proprio l'uno dopo l'altro, e poi quindi mi sono messo a scrivere il mio film praticamente. E poi dovevo anche fare uno spettacolo teatrale che è stato annullato, che l'hanno fatto slittare addirittura al 2022. Uh-huh. E quindi poi io cioè praticamente avevo fatto una prima tournée con il mio spettacolo teatrale sempre, e ho fatto una ventina di repliche e poi a fine ottobre, cioè a metà ottobre, hanno deciso di chiudere tutto di nuovo, quindi E quindi nuovamente, insomma, si è ripiombati in questa situazione. La nostra prima ospite è stata Viola Graziosi, che ti saluta tantissimo
ci dice: io ho fatto il primo film con Fabrizio. Di che film si trattava all'epoca? Qual era questo film? Allora, praticamente era proprio il mio, diciamo, il mio primo film in Italia, subito dopo Rosetta, quando ho fatto Rosetta, che era il mio primo film, quindi stiamo parlando di 20 anni fa. E quindi sì, ho fatto questo film che si chiamava Le parole di mio padre, che era un film di Francesca Comencini. E è entrata mia figlia. Sì, E quindi scusate, c'ho questa mia figlia, c'ha 3 anni. Falla, prendila, così diamo un saluto. L'ha presa mia moglie. E quindi niente, ho fatto sì, questo 20 anni fa di Francesca Comencini, e quindi sì, penso che era la prima esperienza di Viola. È stata una bellissima esperienza, ecco. Adesso stiamo guardando le immagini di invece 2 giorni e una notte. Di che si Sì. trattava invece in questo film? Si trattava di praticamente era un'impresa dove proprio Marion Cotillard faceva proprio questo personaggio che era licenziato. La storia di una donna licenziata e che cercava di riprendersi il lavoro cercando l'aiuto dei suoi colleghi. Assolutamente. Quindi, Che cosa ti ricordi di questa esperienza? beh, per me, diciamo, era il mio sesto film con i Dardenne, e quindi è stata un'esperienza bellissima, proprio perché ormai, diciamo che quando ormai i Dardenne sono come definirli? Sono un po' tutto per me, sono un po' come dei padri, dei fratelli, e quindi io ogni volta che lavoro con loro mi sento proprio a casa, e quindi l'esperienza sinceramente è stata, come definirla, bellissima. Io auguro a tutti gli attori del mondo di lavorare magari un giorno con i Dardenne, perché con loro si lavora sempre in un modo molto tranquillo, rilassati, e poi si fanno tante prove, che per un attore è un lusso, no? Poter fare delle prove, soprattutto al cinema. Certo. E poi c'è anche, intanto c'è un intervento da un nostro telespettatore che dice: hai fatto molti film, tra cui Rosetta e Tartarughe sul dorso. Che ricordo hai di questi 2 film? Rosetta, siccome Rosetta era il mio primo film, ora un ricordo, un mix tra dei bellissimi ricordi proprio del rapporto con i Dardenne, e poi tante angosce, perché essendo il mio primo film ero molto nervoso, molto angosciato, perché stavo ancora studiando all'Accademia, e quindi all'Accademia di Teatro, e quindi Certo. e poi Però poi Tartarughe sul dorso, scusa. però poi abbiamo anche, l'esperienza dell'Isola delle Rose su Netflix. Invece di questo che ricordo hai? Anche se come dire, la parte era più piccola, però sì, ricordo, guarda, io ho incontrato delle persone bellissime, poi soprattutto a Sidney Sibilia, che non conoscevo, ed il film era prodotto da Matteo Rovere, con cui avevo fatto Il primo re. Quindi anche lì ero un po', come dire, un po' a casa. Poi recitando con François Cluzet, che in Francia e in Belgio, François Cluzet è una star, quindi ero anche un po', anche lì ero un po', come dire, nervoso, cioè avevo un po' questa paura di non sbagliare, perché François Cluzet è un punto di riferimento, da noi è proprio un personaggio molto importante, un attore molto importante. Certo, Quindi, parliamo un po' dell'estero. Tu sei in Francia, in ormai vivi lì, Belgio, sono in lavori Belgio. lì in Belgio, tu lavori lì ormai da diverso tempo. Cosa ne pensi della situazione invece in Italia, per quanto riguarda la produzione e le offerte, quindi cinematografiche? Io direi che per me, guarda, io, come dire, sto vivendo una storia con l'Italia molto particolare, perché io sono nato in Belgio, ho studiato alla scuola francese, praticamente è il mio nonno che ha lasciato l'Italia nel 57, quindi
Io ho sempre avuto un rapporto molto particolare con l'Italia, diciamo da figlio nipote di immigrato, ho avuto sempre un rapporto, come dire, questo desiderio di tornare nella madrepatria, come un po' tutti i figli di immigrati. Quindi per me è sempre stato, come dire, come un bonus lavorare in Italia. E infatti da quando ho fatto Rosetta, grazie ai Dardenne, ho sempre lavorato, direi, abbastanza, anche tanto in Italia. E per me sono sempre state delle esperienze bellissime. E anche adesso in questo periodo di lockdown sto continuando a lavorare in Italia. Fra 3 settimane sarò in Italia per fare un film per Netflix, 6 settimane a Roma. E invece Quindi sono- poi c'è Martina Grisolia, una nostra ascoltatrice, che ti chiede: quali studi bisognerebbe intraprendere per fare questa professione? Tu che cosa consigli? Allora, io ho fatto l'accademia, proprio l'accademia di teatro, una cosa, quindi una scuola molto classica, ho studiato tutti i classici, da Molière a Shakespeare, eccetera, Goldoni, e quindi questo mi ha dato anche l'opportunità di avere, come dire, una base solida per fare questo mestiere, perché comunque il teatro è e sarà sempre la base. Poi diciamo che però paradossalmente per fare cinema non bisogna neanche studiare, diciamo, come dire, non è il cinema ti chiede anche una specie di naturalezza che magari non te l'insegna Una il scuola, teatro. dici tu. Sì, Certo. la Una scuola. E certa quindi veridicità che magari può essere anche una certo, veridicità naturale che un sì. attore ha e viene sfruttato poi dal regista, ovviamente a seconda delle pellicole. Poi c'è Però il invece teatro ti dà la consapevolezza sì. di una consapevolezza particolare che ti aiuta ad andare avanti in questo mestiere, perché comunque è un mestiere anche abbastanza difficile, perché fare l'attore sei scelto, o ti scelgono o non ti scelgono, e quando non ti scelgono magari fare teatro ti aiuta. Assolutamente. Poi c'è un'altra curiosità rispetto a un altro film che tu hai interpretato. Nel 2020 hai girato Il caso Pantani, l'omicidio di un campione. Di che cosa parla? Parla proprio dei fatti che Pantani è stato, diciamo, diciamo, quando è morto hanno detto che era un suicidio, e il caso Pantani racconta un po' i fatti prima di questo suicidio, nel senso che non sembra che sia stato uno suicidio, nel senso che hanno scoperto che comunque Pantani forse è stato proprio ammazzato, ecco. E quindi questo Assolutamente. il film tenta, almeno di raccontare questa, come dire, questa vicenda un po' strana, che non si sa bene ancora cosa sia successo davvero. L'ultima curiosità, ma c'è un personaggio che tu preferisci e perché? Nella mia carriera? Certo, sì, c'è il personaggio che preferisci di più, che non hai dimenticato. Qual è? Beh, una bella domanda. Guarda, di recente ho fatto un film, una commedia, perché io ho fatto poche commedie, che si chiama L'amore a domicilio, con Miriam Leone, e che doveva uscire in sala ad aprile scorso, ed è stato su Amazon Premium. È stata una bellissima esperienza perché mi sono divertito tantissimo. E poi c'ho questo ricordo di una serie che ho fatto in Francia che si chiamava Mafiosa, e lì E ero un po' un killer che ammazzava un po' tutti, e lì mi sono divertito perché, ecco, io era che un faccio personaggio soprattutto i diverso, drammi. magari sì, certo, era un personaggio diverso da quelli che Sì, interpreti di solito. sì, Va bene, che dire, grazie mille per essere stato con noi questo pomeriggio e averci grazie.
parlato di cinema e di spettacolo. Grazie, Ti grazie. diamo appuntamento magari in una delle prossime puntate per raccontarci tutti i tuoi progetti che realizzerai, e grazie mille ancora per essere stato con noi. Ciao! Grazie a te. Ciao, ciao. E noi proseguiamo con le puntate di Dietro le Quinte, vi diamo appuntamento per la prossima settimana, ancora con tante conversazioni informali. Per le vostre segnalazioni info@dietrolequintetv.com, per rivedere tutte le puntate www.dietrolequintetv.com. Arrivederci alla prossima puntata.